L'Atletico vince 3-2 il derby con la Polisport e si conferma la seconda forza del girone C del campionato regionale allievi, alle spalle della Torres. Nella sfida a Badur Carros, i ragazzi di Marco Marchi hanno dimostrato di meritare la posizione in classifica contro un avversario mai domo. Polisport in campo con Kosu Porcupitalis, Poddamura Niang, Pira Svedele, Meloni, Caggio e Cianciotto. L'Atletico risponde con Pintus De Palma Scanu, Carotti Moro Giorgi, Sanna Muru, Bettisoni Mussoni. Arbitra Moresa della sezione di Nuoro. Parte bene la Polisport con il suo uomo più pericoloso, Piras. L'Atletico risponde con Mussoni che non impatta bene. I ragazzi di Baingiu provano a sfruttare i centimetri di Meloni senza esito. Al 13esimo azione tapureggiante che nasce da uno spunto di Isoni, ma Betti non trova la deviazione vincente e la difesa si salva. Al 20esimo angolo di Isoni e Betti alza la mira sotto misura. Ancora Isoni e Betti duettano bene in aria, ma Cossu è attento. La squadra di Marchi ci prova anche da lontano, ma né Isoni né Sanna trovano la porta. Altra occasione per Isoni al 27esimo, ma Pitalis chiude bene. L'Atletico gestisce meglio la palla, ma rischia. Su questa uscita di Pintus, Meloni per poco non lo sorprende. La Polisport ci crede, sblocca la gara al 35esimo con una magia di Piras che trova l'angolo giusto 1-0. L'Atletico non ci sta e prova subito a pareggiare prima del riposo. Ci vuole una prodezza di Isoni a raddrizzare il punteggio 1-1. Nella ripresa Marchi mescola le carte mettendo forze fresche e dopo una prima avvisaglia l'Atletico raddoppia ancora con Isoni direttamente sul rilancio del portiere. Al secondo tentativo il numero 10 firma il sorpasso. Poco dopo Cano va vicino al terzo gol, che arriva però ancora con Isoni che finalizza al meglio uno scambio in velocità. Tripleta per il numero 10 dell'Atletico. La partita sembra chiusa qui. L'Atletico ha un'altra palla con Chillocci. Ma la Polisport non si arrende e prima Podda mette fuori da buona posizione. Poi Meloni sfrutta una disattenzione ospite e accorcia le distanze. Nel finale il centravanti di casa la palla del pareggio, ma Pintus fa buona guardia. Vince l'Atletico 3-2, ma onore alla Polisport che si gioca la salvezza domenica Oliena con la Corrasi.